Cri cri, cri cri. Playtime. That was Hannah James, ladies and gentlemen. Go with 10. Yes, get a 10 more 10 seconds. Non sapevo cosa dire, ho detto, dunque, per la serie, non ditelo, divertimento, per la serie Playtime facciamo lo sci, lo sport, chi di voi scia? Io. Perfetto, infatti è venuto con gli scarponi, no. Va bene, dunque sciare è un divertimento, dovrebbe essere un divertimento. Allora per andare a sciare conviene innanzitutto vestirsi, perché non si può andare in canottiera. Allora la roba, e non c'è la roba, bisogna averci dei coordinati come quei fissati che hanno lo scarpone giallo, il pantalone con la banda gialla, gli occhiali gialli, i denti gialli e l'iterizia per essere nel massimo non c'è bisogno, no, dico non c'è bisogno, fermi, non c'è bisogno, puoi comprarti della roba, comprarsela conviene, roba normale, perché se la vai a affittare sul luogo di montagna ti danno quei pantaloni, sai, quelli elasticizzati alla rovescia così. E gli sci affittati, l'avete mai visto? Ti danno 2 faggi, quelli con la punta Alibaba, che tu vai, fai il salto della morte. Con quegli attacchi, fermi, sai, gli attacchi degli sci affittati sono direttamente attaccati sono trappole per lupi, direttamente nel polpaccio, perché è meglio farsi dilaniare un polpaccio che perdere uno sci affittato, ti rovinano quelli lì. E allora vai a sciare, conviene ogni tanto allenarsi prima, comprarsi lo scarpone è importantissimo, perché ti dicono lo tenga, il piede deve fare la sede nello scarpone, c'è gente che sta in casa da giugno in pigiama con gli scarponi così, arrivano a Natale che hanno 2 panettoni, non hanno due piedi, e si allenano in casa. C'è gente che fa presciistica in casa, si vestono da sci in casa, poi giù dalle scale e tornano su in ascensore come in teleferica. Arrivi sul campo da sci, devi sapere un momento sciare, almeno le cognizioni base, perché non puoi andare sempre a spazzaneve, che fai 8 ore così che ti vengano delle gambe come la Carrà, così ti vengano. E tutti i bambini zin da tutte le parti, i bambini che li odi quando sciano meglio di te. E conviene prendere magari una lezioncina. La lezioncina comporta così, è questa la lezioncina. Dunque ti insegnano che l'anca deve stare a monte, a valle il busto, ginocchia flette, no, ginocchia flette, uno non può flette. Io me le fletto le ginocchia, va bene? Te, guarda che flettata che ti faccio, guarda. Ginocchia flesse. Me ne sono accorto. Dopo un quarto d'ora. C'ho dei tempi di reazioni come Mike Bongiorno. Va bene, fermi. Va bene, dai. Dimmi, dato che mi hai corretto, dimmi un po' il participio passato del verbo flettere. Flettuto? È flettuto. Flutto. Vabbè, comunque, flettente. È il presente flettente. Vabbè, aspetta un po'. Allora, la prima lezione ti insegnano anca a monte, busto a valle, ginocchia flesse, gomito così. Avresti questa posizione così, solo che la pista è là. Allora come fai a ricordarti ginocchia, bacino, per busto così? Stai fermo. Stai fermo lì. Allora c'è gente che sta ferma e si abbronza in questa posizione. Si abbronzano, oppure quelli che sciano così, li avete mai visti? Tutti nudi. Poi danno delle facciate negli abeti e vanno a casa abbronzatissimi. Poi fai... Ti
Cioè, un minimo di saper sciare bisogna anche per prendere lo ski lift, perché lo ski lift, se non sei capace, è un dramma. Sai quello che prendi e poi arrivi, vai, tiri, c'è gente che non lo molla, buttano per te, arrivano con uno sci laggiù. Poi ci sono le baite, dove puoi prendere un panino, non so, un tramezzino, e te lo mettono quelle 25.000 lire l'unico. E l'unico divertimento per chi non scia è andare in discoteca la sera. Che io ho visto nelle discoteche tutte fumose, ballare coi dopo sci, quelli di pelo. In questa nuvola, che ho capito perché c'era la nuvola. Erano i piedi che bollivano. Allora andavano. E il reuccio delle serate in montagna, chi è il reuccio delle serate in montagna? Il maestro di sci, che va a ballare con la divisa di come se insegnasse, coi distintivi, e lo vedi abbronzato, con quelle rughine che stanno bene, in questa faccia cotta dal sole, questo fisico sano, e si mette al bar, tutte le donne, figurati, c'è il maestro, vanno la maestro, a lui sì. Maestro, cosa beve? Una grappa alla riuta! Aia, è finita anche questa. La massima è meglio una settimana bianca che una giornata nera. Grazie a tutti!